Una tragica fine per un senzatetto questa sera a Montebelluna in un locale abbandonato che ha preso fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 21:30 di oggi, mercoledì 27 gennaio, quando alcuni vicini hanno segnalato ai vigili del fuoco di Montebelluna che dal primo piano di una palazzina in via Piave 86 stava uscendo del fumo. Arrivati sul posto, i pompieri hanno trovato l'uomo, Omar Halmi, di 61 anni, ormai privo di sensi all'interno del locale. I sanitari del SUEM 118 al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, probabilmente per asfissia, ma sarà l'esame autoptico a chiarire le cause della morte. Omar Halmi era in città ormai da diverso tempo e lo si vedeva spesso nelle piazze del centro di Montebelluna. L'edificio dove aveva trovato rifugio il senzatetto si trova all'angolo con via Zecchinel, dove in passato si trovava la pizzeria Stadio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna che stanno cercando di ricostruire le cause del drammatico episodio. L'immobile è stato posto sotto sequestro, gli inquirenti non escludono che fosse frequentato da altre persone. All'interno i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato diversa immondizia che con ogni probabilità ha alimentato le fiamme all'interno dei locali al primo piano della palazzina.